Azione, conseguenza, tempo al tempo, giro la notte, chi sbaglia paga. Scritte inquietanti comparse sui muri di questo condominio di via Monte Novegno in quartiere San Vito a Bassano del Grappa. Scritte che qualcuno definisce minatorie, parole lasciate nero su bianco su queste pareti, frasi che non possono non creare timori nei residenti. Quando le cose succedono poi tutti dicono ah sì, c'erano dei segnali di qua e di là, può essere la ragazzata, no? Come può essere azione e conseguenza, vuol dire che c'è qualcosa che qualcuno vorrà fare o comunque spaventare per avvisare, insomma anche soltanto queste azioni qua da mettere, come dire, in disordine i condomini. Sminuire l'episodio è sbagliato, bisogna andare a fondo, dicono con forza i cittadini, anche perché non è la prima volta. È la seconda, la prima hanno scritto dentro l'ascensore maiale, sempre scritto a penna o con comunque qualcosa che potesse essere tolto con l'alcol. Ok, comunque sappiamo tutti che oggi come oggi il matto di turno c'è. Noi donne, chi abita da solo, insomma, bisogna essere liberi di tornare a casa a qualsiasi ora. La preoccupazione è palpabile, così come lo sdegno per quanto accaduto. Qualcuno segnala strani movimenti anche nel parchetto di via San Giovanni Bosco, a poche decine di metri da via Monte Novegno, teatro in autunno di un grave episodio di cronaca con una violenta lite tra due persone. Ci sono bande di ragazzini che bevono, raccontano i residenti, c'è chi riferisce di aver assistito anche a cessioni di droga e così il malcontento in questa zona del quartiere cresce, soprattutto dopo la comparsa delle scritte. Sarà un cretino come sempre, non c'è altro. La madre di imbecilli è sempre gravida, è quello là il problema, non credo che sia una cosa molto significante, comunque purtroppo è così. Non c'è gente educata, di conseguenza dobbiamo pagare le conseguenze. Tutti i giorni c'è qualcosa da scoprire di nuovo. Speriamo in meglio.